Un convegno sullo spreco alimentare. Quanto cibo si butta davvero negli ultimi anni? Allora, buongiorno a tutti. Oggi si chiude un percorso di un progetto dedicato allo spreco alimentare, nel quale ha visto coinvolto tantissimi alunni, diverse scuole, diverse comunità come Crotte, Aragona, Comitini, Racalmuto, eccetera, eccetera, Montedoro, Milena. E questo progetto è nato dai canoni principali cui si ispira il Rotary, di dare un servizio per il territorio e di educare, laddove è possibile, attraverso le figure professionali, gli alunni, i ragazzi, i giovani, la futura società che ci guiderà e sarà presente nel nostro territorio su tematiche importantissime. Oggi parliamo di spreco alimentare. È stato un lavoro fatto bellissimo, è stato un lavoro bellissimo perché i ragazzi hanno partecipato in maniera, praticamente si sono impegnati, hanno fatto delle riflessioni personali, hanno realizzato, come vedete, tantissimi tabelloni, hanno fatto dei video, delle poesie, e quindi per noi la più grande soddisfazione è quella che c'è stata una ricaduta che praticamente ci ha reso orgogliosi di questo progetto e del fine che è stato raggiunto, grazie alla collaborazione delle scuole, delle istituzioni e di tanti altri colleghi, professori e insegnanti che ci hanno dato una mano d'aiuto. È facile far capire il concetto di non sprecare gli alimenti? Sorprendentemente le devo dire di sì. Non ci aspettavamo questo riscontro con i ragazzi che hanno vissuto con tanto entusiasmo, ma soprattutto con tanta serietà questa esperienza. Per come diceva il professore Saia, prova ne sia tutti i lavori, tutti questi elaborati che hanno realizzato e che adesso verranno portati all'attenzione del distretto Sicilia-Malta del nostro Rotary International, che provvederà poi a scegliere l'elaborato migliore per premiarlo. La reazione, l'entusiasmo dei ragazzi lei la può notare anche stamattina. Abbiamo parlato di acqua, di consumo dell'acqua, appunto, e oltre che dello spreco alimentare, delle buone abitudini alimentari. Dottoressa Campo, l'importanza di far capire agli studenti, soprattutto nell'attuale periodo in cui in determinati continenti il cibo viene desiderato, di non sprecarlo. È sicuramente seminare per il futuro, insistere su queste tematiche, riproporle ogni anno è fondamentale, perché questi bambini e questi ragazzi domani saranno coloro che devono far sì che l'equilibrio nell'uso delle risorse si ristabilisca una buona volta e non ci siano zone del mondo in cui il cibo è insufficiente, in cui bambini come loro non riescono a mangiare abbastanza per vivere bene in salute. Il nostro rapporto con il territorio, e in particolare in questo caso con l'associazione Rotary Club International, sede di Aragona, e con tutto il distretto Rotary, è un'occasione per trattare in modo trasversale una tematica così importante.